Buonasera a tutti, ben ritrovati. Questo è il terzo appuntamento degli incontri con i candidati sindaco che la nostra associazione sta facendo in questi giorni, come annunciato. Abbiamo oggi con noi il candidato sindaco Giovanni Andrea Martini della lista Tutta la città insieme. Benvenuto Andrea, intanto grazie di essere venuto da noi. E questo è il rituale, diciamo, della serata come ogni sera. Abbiamo i due fratelli Trevisan che consegneranno... Buonasera. Buonasera a voi, grazie. Intanto io vi ringrazio sempre, certo, perché ormai... E noi ringraziamo chissà voi. Quante volte ve lo so... E noi ringraziamo voi. Certo, figurati. Per noi è un piacere, anzi. E niente, consegniamo un presentino per Andrea, piccolo pensierino. per darti il benvenuto. Piccolo presente, Presidente. Grazie. Grazie ancora. Professore, a voi. Grazie ancora. Vi lasciamo la chiacchierata con la Maria Laura Faccini, io mi sposto dietro le quinte. Grazie. Bocca al lupo. Tribuna Amministrative 2020. Maria Laura Faccini di Mestre Mia dialoga con i candidati sindaco al Comune di Venezia. Buonasera cari amici, ben ritrovati. Questo è il terzo incontro di questa nostra iniziativa di Mestre Mia. Io sono Maria Laura Faccini. Avete sentito il presidente di Mestre Mia, Andrea Sperandio, che ha introdotto già il nostro ospite di questa sera e di cui adesso appunto parleremo. E ringrazio anche io, perché è doveroso e poi mi fa molto piacere, i fratelli Massimo e Alessandro Trevisan per la gentilissima ospitalità in questo posto molto gradevole. E ringrazio poi come al solito Francesco Brunello, il nostro regista, e Sabrina Scarpa, la nostra fotografa, che è sempre molto puntuale. Ricordo che siamo in diretta streaming e il video comunque intero si potrà vedere da domani su YouTube, basta digitare Tribuna Amministrative 2020 e verrà fuori il video completo, e poi sarà messo anche sul gruppo di Mestre Mia. Bene, ricordo anche che potete scrivere eventualmente anche in diretta sulla chat della diretta, oppure ancora meglio qualche domanda tramite mail a amministrative2020@mestremia.it. Bene, oggi dicevo il nostro terzo appuntamento e abbiamo con noi il candidato sindaco Giovanni Andrea Martini, che ha creato la lista Tutta la città insieme. E prima però di parlare, dire qualche cosa del suo profilo, mi corre l'obbligo di fare una precisazione, perché l'altra sera, diciamo durante l'incontro con il candidato sindaco Sara Wisman, lei ha affermato una cosa per cui vari cittadini ci hanno interpellati a proposito dello smaltimento dell'umido per quanto riguarda il riciclo urbano. Allora, naturalmente, siccome noi siamo un'associazione che deve dire le cose, deve anche accertarsi di certe affermazioni, soprattutto se poi ci vengono richieste dagli ascoltatori, io ho interpellato la Veritas e la Veritas mi ha dato questa precisazione. La raccolta dell'umido è attiva in tutto il territorio metropolitano servito da Veritas e non viene effettuata nella sola città storica di Venezia per svariate ragioni logistiche e soprattutto per le caratteristiche merceologiche del rifiuto dell'isola di Venezia. La raccolta invece viene fatta a Lido, a Pellestrina, e certamente viene fatta da tanti anni in tutta la terraferma veneziana, che ospita peraltro la maggior parte della popolazione residente. La raccolta separata dell'umido in tutto il territorio metropolitano, che appunto esclude al momento solamente Venezia, Murano e Burano, porta circa 90.000 tonnellate all'anno. E i rifiuti umidi vengono lavorati e trasformati in compost per l'agricoltura e per biometano. Anche per questa ragione Venezia, come città sopra i 200.000 abitanti, e la stessa città metropolitana di Venezia sono i vertici, prime per qualità annuali, tra le città proprio per l'alto livello di raccolte differenziate italiane, e tale primato è confermato dall'ISPRA da oltre 3 anni. Ecco, quindi questa era una precisazione che naturalmente abbiamo voluto fare. Bene, allora torniamo al nostro candidato, ben arrivato, piacere di averla qui.
Allora, Giovanni Andrea Martini, nato a Venezia nel 1955, vive a Venezia, è sposato e ha 2 figlie. Laurea in lettere classiche con pieni voti, la lode e la pubblicazione presso l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti. Ricopre l'incarico di docente di italiano e storia presso il liceo artistico Guggenheim di Venezia. Ha partecipato alla campagna di catalogazione dei beni artistici di Venezia promossa dall'UNESCO presso la Basilica di Santa Maria della Salute. È stato direttore e relatore in vari corsi di aggiornamento per docenti ed è stato docente di materie letterarie presso il liceo artistico Guggenheim appunto di Venezia dal 1988 al 2019. Nel 2013 a Bruxelles ha partecipato al progetto UNESCO Il Sole Dentro per il diritto allo studio dei minori, molto attivo nella partecipazione di convegni anche all'estero. Nel 2014 entra in segreteria comunale del PD, coordinatore di Venezia Centro Storico e Isole. Nel 2015 diventa presidente della Municipalità di Venezia. Nel 2019 porta a Strasburgo un'interrogazione al Parlamento europeo sul tema dell'inquinamento e della salvaguardia della laguna di Venezia. In quella sede lancia, insieme all'europarlamentare Cécile Kyenge, l'ipotesi di candidare Venezia a capitale verde d'Europa. Spero di aver detto tutto bene. Bene, allora la prima domanda che le faccio per sciogliere un attimo la situazione è una constatazione. Lei è stato il primo a darsi da fare e a mettersi, il primo rappresentante politico a mettersi in campo per questo appuntamento elettorale, anche in polemica con il suo partito. L'abbiamo letto molte volte sui giornali. Ecco, ci spiega qual è stata la spinta che l'ha portata a candidarsi, per cortesia? Allora, ha detto che bisogna sciogliere il ghiaccio, questa è una domanda da... Ecco, pensi le altre, no? No, quindi, allora, diciamo che le cose viste da presidenti di municipalità e nel rapporto anche con gli altri presidenti e all'interno di un contesto bello come quello di una città così multiforme come la nostra, la necessità di trovare un modo per far cambiare e per migliorare le cose, bisognava appunto che anche all'interno di un contesto di partito come era quello del Partito Democratico, bisognava insomma lanciare un sasso all'interno di uno stagno. La candidatura è stata questa, perché necessariamente il partito si stava dirigendo verso una soluzione che poi è stata quella che effettivamente si è compiuta, che non prevedeva le primarie, e le primarie era ed è ancora nello statuto del PD uno dei capisaldi, insomma, no? Le primarie ti permettono alla cittadinanza di accendere i propri fari, i propri interessi, le proprie passioni attorno alla città, attorno alle persone, attorno a quello che ruota e che determina il futuro di una città, e quindi togliere alla città e ai cittadini questa possibilità significava, secondo me, depauperare una possibilità che ogni cittadino deve avere. E quindi arma in resta ha preso e quindi la quello decisione. è stato il lancio. Poi diciamo che ci sono state altre vicissitudini per cui diciamo che non era più possibile, non era più coerente, ecco, credo delle cose che ha caratterizzato un po' questo percorso è stata quella della coerenza. Non era più coerente poter rimanere all'interno di un partito quando si sceglie anche di iniziare non solo a criticare, perché diciamo che il percorso è stato complesso, nel senso che ci sono stati più punti e più momenti in cui regolarmente l'indicazione che la strada del partito era sbagliata, almeno secondo me, erano sempre trasmesse alle segreterie comunali e metropolitana, e però la risposta non c'era. Ecco, allora. Bene. Potrei. Cioè, questa è solo la prima puntata. Ma era soltanto uno certo. spunto. Allora, lei sa che qui parliamo solamente di Mestre, certo, e della terraferma, quindi cominciamo con un argomento in cui lei immagino sia molto preparato, che è la questione dell'area dell'ex Umberto I.
che per la città di Mestre ha una valenza veramente importante, perché anche dal punto di vista proprio sentimentale. Lei sa che Francesco Canella, appunto a capo del gruppo Ali, è l'attuale proprietario e che ha chiamato, come dicevamo anche con i suoi avversari, un archistar, Joao Núñez, proprio per realizzare un progetto che sia, a quanto appunto dicono, che sia positivo per la città. Però ci sono stati, diciamo, i comitati, le associazioni hanno molti dubbi a questo riguardo e hanno molto discusso, ci sono state molte riunioni anche per cercare di coinvolgere l'amministrazione comunale. Allora io le chiedo, se lei diventasse sindaco, che cosa le piacerebbe come amministratore vedere realizzata in quell'area, e nel caso ci fossero dei progetti che non corrispondessero, diciamo, al bene pubblico nell'accezione giusta, diciamo, e buona del termine, lei che cosa farebbe a questo riguardo? Beh, intanto il tema ex Umberto I è un tema appunto che abbiamo seguito diciamo dalle origini della nascita, insomma, anche del comitato, e abbiamo affiancato anche la nostra azione della città tutta attorno a questo tema. Quando abbiamo a Venezia lanciato la raccolta firme per un'altra area bellissima e in pericolo, che è l'ex orto botanico a Canareggio, in quell'occasione abbiamo iniziato a rapportarci con il comitato ex Umberto I e abbiamo raccolto le firme parallelamente. Mestre raccoglieva per Venezia e Venezia raccoglieva per Mestre, quindi c'è stata proprio una sinergia, anche perché il pericolo, questa privatizzazione, questo privilegiare il privato rispetto a quello che è l'interesse pubblico, è una via che questa amministrazione ha scelto, e quindi diciamo che l'attenzione era altissima, era fortissima sull'ex Umberto I. Poi, come ha detto, insomma, le cose sono andate come sono andate, e adesso ci troviamo di fronte a una situazione che ha preso una determinata via che non era certo quella che ci si aspettava o che volevamo, nel senso che noi abbiamo sempre insistito perché fosse il comune ad acquistare e a prendersi carico dell'area, insomma. Così non è stato, e quindi ci troviamo adesso sicuramente ad avere una cosa molto strana, cioè rispetto al bene della città, e cioè un ipermercato comunque, un supermercato che comunque verrà costruito nel cuore della città, e a questo sembra che non ci sia possibilità di rimedio, non ci sia, visto che la proprietà in questo senso mi sembra determinata. Devo dire che la scelta dell'Archistar, al di là del fatto che forse un concorso di idee, di progetto sarebbe stato sicuramente più adeguato per la città e per i bisogni della città, non è stato dei migliori, nel senso che è bravissimo, però è anche quello che ha progettato gli arrivi delle piste da sci di Cortina, che adesso stanno suscitando molte critiche, perché appunto il famoso verde e i famosi boschi sono stati completamente rasi al suolo. Quindi diciamo che da quel punto di vista, siccome l'operazione Canella era anche un'operazione verde, forse la scelta dell'Archistar non è stata così molto felice. Che cosa fare adesso? Cioè, naturalmente l'amministrazione deve riacquisire i padiglioni, e i padiglioni sono un'occasione notevole per in qualche modo recuperare, riconquistare quella che è la realtà di rapporto con la cittadinanza. I padiglioni possono servire per tante cose, per esempio essere le sedi di associazioni, ospitare mostre, attività, insomma rendere vivace quello che è il tessuto cittadino, oltre che un polmone verde che deve essere naturalmente potenziato e adeguatamente dato alla cittadinanza. Quindi lei in ogni caso, se diventasse sindaco, starebbe molto, diciamo, sarebbe pressante nei confronti di questa progettazione, o quantomeno chiaramente sempre nelle possibilità dovute di prerogativa della pubblica amministrazione, però diciamo che non gliene farebbe passare una, diciamo così, se non fosse assolutamente, diciamo che ecco, se
questi anni di presidenza di municipalità hanno dato un segno è che la tenacia è una cosa che non ci manca, quindi sicuramente non permetteremo alcunché se non l'attenzione per il rispetto per la cittadinanza e per la città. Bene, parliamo di ambiente. C'è una forte richiesta di attuare un piano di progettazione del paesaggio per la città così come prevista dalla normativa nazionale. Quindi non solamente piantumazioni arboree o di aiuoli in alcuni punti della città, ma una vera e propria progettazione organica, ponendo al centro dell'attenzione gli spazi urbani condivisi e il verde che deve essere aumentato considerevolmente. Lei si trova d'accordo con le associazioni e i comitati ambientalisti che ritengono che qualsiasi azione attuata e prevista dal regolamento per il verde pubblico e privato del Comune di Venezia risulti ad oggi da implementare, migliorare, potenziare? Cosa c'è nel suo programma a questo riguardo per l'ambiente? Il solo fatto, diciamo, che 2 anni fa siamo andati in delegazione a Bruxelles, anzi no, a Strasburgo, per presentare appunto questa ipotesi di Venezia capitale verde d'Europa, chiarisce qual è la nostra visione sul tema specifico e anche sull'ampliamento di queste realtà urbane importanti. Mi viene in mente per l'esempio il Parco San Giuliano e come il completamento del parco sarebbe l'ideale per questa città e per questa realtà. Diciamo che tutta la città insieme è nata attorno a questo progetto, perché sostenibilità e verde vuole anche dire capacità di affrontare tutta la serie di problematiche, dalla residenza al lavoro al commercio, sono tutte collegate, perché sostenibile è uguale a qualità della vita, e quindi la qualità della vita è quella che dobbiamo regalare ai nostri cittadini, e dobbiamo farlo con grande coscienza e sapendo che cosa stiamo facendo. Restiamo nel verde e continuiamo a parlare di parchi. Quindi la terraferma ha 2 grandi parchi urbani e vari parchi cittadini. È noto che tutti questi parchi, ad eccezione di San Giuliano, che è un po' decentrato, quindi anche un po' problematico arrivarci per persone che non hanno delle buone intenzioni, però molti di questi parchi hanno problemi di sicurezza, principalmente spaccio e consumo di droga, in particolare il parco albanese della Vissuola. Quali interventi secondo lei possono venire attuati per garantire la sicura fruibilità per le persone che devono andarci, quindi le famiglie, le mamme con i bambini, le persone anziane o quelle che portano gli animali domestici a fare la passeggiata, considerando che le forze dell'ordine non possono essere sempre presenti, nonostante, e questo bisogna dirlo, siano state potenziate le forze di polizia municipale. Quindi secondo lei cosa si potrebbe fare per garantire la sicurezza in questi luoghi? Certo. Allora, innanzitutto ha citato Parco Vissuola, che è un'area verde stupenda, bellissima, e che fino a qualche anno fa era veramente un paradiso per i bambini, per gli anziani, per tutti noi, insomma. E purtroppo adesso è diventato un problema, e lo è diventato e è cresciuto il problema man mano che si sottraevano al parco quelle che erano le funzioni pubbliche, e quindi il teatro, per esempio, il centro civico, l'ufficio anagrafe, la stessa sede dei vigili urbani. Quindi un po' alla volta, sottraendo sempre più la presenza dei cittadini, si è creato il vuoto che lascia spazio appunto alla criminalità, e la criminalità organizzata, allo spaccio, eccetera. Quindi questo per dire che l'unica soluzione praticabile e attuabile non è certo appunto la militarizzazione o la spesa in corsi per utilizzare le armi da fuoco come sono stati tenuti per i vigili urbani, ma è quella della presenza dei cittadini, e quindi animare i luoghi, i parchi, ma anche le strade. Voglio dire, qui Corso del Popolo è un esempio, Via Piave è un altro esempio, e tante altre realtà. Se si anima la vita, se le persone vengono portate a frequentare i luoghi e a visitarli, ma anche a viverli, allora sicuramente quello è il deterrente migliore per evitare situazioni di pericolo. Parlando, lei prima citava del centro civico appunto all'interno del Parco della Vissuola, c'è un altro posto a Mestre, molto caro ai mestrini, che da anni ormai è vuoto, che è l'ex emeroteca all'inizio di Piazza Ferretto.
per la quale sono stati fatti progetti anche dei bandi che sono tra l'altro andati deserti, e era stato ipotizzato di dare in gestione appunto magari a un albergo, un ristorante e così via, però è sempre lì chiusa. Allora, da parte dei cittadini invece, e questo lo sentiamo anche come Mestre Mia, ci sarebbe la forte richiesta di rimetterlo a disposizione dei cittadini, anche perché le persone anziane, dato che questa e anche altre tipologie naturalmente i cittadini è lì in centro, quindi c'è anche facilità di raggiungere questo luogo, è bello perché è stato tra l'altro restaurato molto bene. Che cosa pensa lei che cosa ci vorrebbe fare in questo luogo per farlo rivivere? Beh, intanto, come ha detto, i cittadini ne parlano, e una delle caratteristiche della lista, tutta la città insieme, è proprio quella di ascoltare per poi proporre e fare. E i cittadini appunto chiedono un luogo di ritrovo, chiedono che Piazza Ferreto torni ad essere una piazza viva, una piazza vera, e quindi diciamo la funzione di emeroteca potrebbe anche tornare, la funzione di centro civico, la funzione di luogo in cui le associazioni possano incontrarsi, la funzione di convegno, di attività di convegnistica, insomma è un luogo bellissimo, un luogo appunto restaurato, è un luogo che deve tornare alla fruizione della città. Quindi lei ci crede in questa Assolutamente, cosa, ma voglio dire, il fallimento dell'M9, diciamo, se mi posso permettere di fare l'M9, dimostra che non è quella la via, ma la via è proprio quella di una partecipazione diretta alla città attraverso quelli che sono i diretti interessi anche dei cittadini, e quindi le scelte operate anche all'interno dell'M9 forse non erano quelle che ci si aspettava. Dunque io sto parlando con un presidente di municipalità e quindi vorrei sapere da lei la sua opinione sul ruolo che hanno avuto le municipalità in questi ultimi 5 anni, sul fatto se lei ci crede veramente in questo ruolo e che cosa farebbe in qualità di sindaco, quindi mettendosi diciamo un gradino più su rispetto appunto a questa istituzione che tra l'altro alcuni suoi avversari condividono e altri invece le ritengono solamente come dei centri di spesa e di spreco. Beh, allora le municipalità, innanzitutto parlo da presidente ma parlo anche da cittadino, sono fondamentali per la vicinanza che hanno alle cittadini, e quindi la risposta che il cittadino ha da parte di un organo decentrato come la municipalità è una risposta veloce, efficace, pronta e anche amichevole, nel senso che il rapporto con i cittadini è un rapporto di dialogo. Aver centralizzato in questo modo come il sindaco Brugnaro ha fatto è stato un atto di imperio che ha privato la città di forme di democrazia vera, e quindi è stato un atto arrogante, cosa che ho potuto dire in consiglio comunale al sindaco, e il sindaco ha risposto che sono antipatico, e mi dispiace, ma in questo caso credo che l'antipatia non vada in relazione con quello che è la necessità di garantire il rapporto con la città e i servizi per la città. Tanti servizi sono mancati, tante persone chiedono giustamente di avere i propri diritti rispettati. Ecco, credo che le municipalità in questo senso possano darlo, possano farlo, potevano farlo con le deleghe. Occorre naturalmente che questa realtà di decentramento venga nuovamente potenziata, e quindi necessariamente quando riusciremo a liberarci dal sindaco Brugnaro ce la faremo anche. Ma lei non pensa che magari facendo un piccolo atto diciamo di riflessione queste municipalità veramente fossero arrivate ad un punto da essere dei centri di potere, da essere non so, dei centri anche forse anche di spreco, c'è magari la verità sta sempre nel mezzo, quindi se lei li volesse appunto in qualità di sindaco di nuovo istituire,
farebbe qualche variazione a questa impostazione oppure no? Allora, sicuramente dappertutto si può migliorare e si può sistemare. È evidente che anche le municipalità 5 anni fa, cioè quando sono entrato come presidente, avevano problematiche notevoli, ma le problematiche erano più che altro perché cominciavano ad essere sempre più depauperate e depotenziate. Le attività legate per esempio alla manutenzione, all'ordinaria, agli stessi servizi sociali, cioè c'era un portar via un po' quelle che erano le attività che le municipalità avevano, quindi è evidente che occorrerebbe una rivisitazione, visto anche che adesso appunto sostanzialmente è un organo che è sostanzialmente istituzionale, non ha altre funzioni, insomma, quindi sicuramente andrebbe rivisto. Okay. Parliamo di commercio, sempre di Mestre Terraferma, quindi come lei saprà senz'altro il settore del commercio a terraferma è allo stremo. Fino ad ora da parte dei suoi concorrenti che sono venuti in 2 occasioni diverse, non abbiamo in effetti sentito delle idee attuabili fin da subito, naturalmente non si può fare tutto da subito, ma comunque qualche passo concreto per poi essere sviluppato nel medio e lungo termine. Quello che i mestrini vedono è che Venezia ha talmente tanti problemi, soprattutto dovuti a quello che è successo, prima l'Acqua Granda e poi anche il Covid, quindi con il turismo messo quasi sul lastrico, Mestre ritorni a essere sempre in secondo piano, che quindi tutte le attenzioni e anche le risorse economiche, gioco forza, vadano per forza a Venezia. E noi ci ritroviamo con quelli che io ho chiamato all'Ateneo Veneto i parallelepipedi, cioè questi alberghi a low cost, e poi con altri centri commerciali. Allora, qui poi c'è un altro discorso: più di un anno fa è stato istituito il Mestre Shopping District e noi abbiamo testimonianza di commercianti, perché appunto siamo sempre in comunicazione, che pur essendo una bella idea non siano state messe in atto tutte quei dispositivi che dovrebbero invece farlo funzionare, e quindi è rimasto un po' sterile. Poi manca da anni un assessore al commercio e quindi anche quello, il trade union tra la parte che produce e l'amministrazione è mancata. Cosa prevede a riguardo il suo programma? Allora, innanzitutto il blocco di nuove attività di ipermercati o altro, naturalmente, che hanno affossato quella che è la piccola distribuzione, le piccole attività, le attività di vicinato. E naturalmente la riduzione della Tari, sono tutte manovre, tutte idee già dette e già proposte. Credo che vada anche cambiato proprio la modalità di fruizione dei luoghi. Si diceva prima rivitalizziamo la città per evitare delinquenza, criminalità, eccetera. Ecco, rivitalizzare la città e riportare le persone nelle strade, nei marciapiedi, nei portici, nei porticati, significa anche clienti, significa anche un'attivazione di rapporto con le attività commerciali che porterebbe sicuramente a una fruizione maggiore delle attività. Quindi insomma diciamo che è una visione complessiva che va indirizzata verso anche le attività commerciali, che sono uno spicchio di quello che è la vita comune e la qualità della vita in città. Quindi se lei dovesse appunto diventare sindaco, quali potrebbero essere i suoi primi interventi in questo senso? Innanzitutto uno dei temi fondamentali e di difficoltà è il tema degli affitti. E quindi essendoci libertà del mercato non è che si possa imporre nulla, però il buon dialogo tra commerciante e proprietario, tra colui che tiene l'attività e colui che è proprietario delle mura,
ecco, credo che una buona amministrazione riesca anche a ottenere buoni risultati anche su questo piano. Alcuni ascoltatori ci suggeriscono che per esempio ci potrebbero essere da parte dell'amministrazione delle agevolazioni anche sulla posizione appunto dei tributi e così, per nuove aperture di negozi che appunto sono già chiusi negli stessi posti appunto, e magari non alimentari, quindi perché diciamo che il cammino dell'alimentare è diverso da quello della merceologia, diciamo, di altro tipo, e quindi potrebbe essere questo praticabile, per esempio, magari per un anno, ecco. Potrebbe essere, devo dire che spingendoci ancora un po' più in là e prendendo l'esempio da Barcellona, potrebbe anche essere che sia la stessa amministrazione che si fa carico di affitti, di attività per ridare vita a determinate aree della città, cioè, o anche di spazi pubblici che vengono ad essere affidati a realtà commerciali per poter rivitalizzare e ricreare attività commerciali valide. Cambiamo argomento. Al 31 dicembre 2019 i residenti stranieri nel Comune di Venezia risultavano essere 39.000 unità, di cui 33.000 a Mestre, quindi in terraferma. Quindi a quanto noi sappiamo, perché tra l'altro abbiamo anche reazioni anche dal punto di vista personale, ci sono varie organizzazioni, associazioni a Mestre meritevoli che si fanno carico di una mediazione culturale, di aiutare le famiglie e così via. Però da parte dell'amministrazione, anche di quelle precedenti naturalmente, non stiamo parlando solamente degli ultimi 5 anni, non c'è stata veramente una politica di integrazione nell'accezione completa del termine. Per esempio si lamenta il fatto che non ci siano stati dei rapporti più stretti con i rappresentanti delle comunità straniere, per esempio quella più numerosa è quella del Bangladesh, ma comunque anche quelle dell'Est, e si rischia di creare delle enclave nei vari luoghi della città, e questo tra l'altro dove ci troviamo è uno di quelli, senza però fare in modo che le persone che magari sono piccoli imprenditori, lavorano a Porto Marghera, fanno dei lavori in casa, eccetera, riescano veramente a partecipare attivamente alla vita della città. Però noi abbiamo d'altro canto le scuole nostre del centro che sono quasi coperte per la quasi totalità da bambini stranieri. Per fortuna almeno lì l'integrazione c'è. E che cosa penserebbe di fare in questo senso? Perché saranno i cittadini di domani, quindi c'è bisogno di una risposta precisa a questo problema. Assolutamente. Intanto lei ha citato la scuola come ambiente in cui la multiculturalità dà il meglio, cioè è l'ambiente più adeguato, e posso testimoniarlo nel senso che avendo insegnato proprio qua a Mestre fino a qualche anno fa, questa integrazione in classe era bellissima, cioè nel senso c'è tra i ragazzi, sto parlando naturalmente dei ragazzi delle superiori, la capacità di relazionarsi tra loro e di creare sinergia e di creare attività è bellissima. Naturalmente questa dinamica va allargata alle varie fasce d'età e anche diciamo, a quelle realtà come le realtà femminili della donna, che alle volte non è adeguatamente seguita sul piano per esempio della comprensione della lingua. Infatti, quello è un grosso problema, perché la donna è molto emarginata, viene proprio lasciata, diciamo, la parola tra virgolette ignorante dal punto di vista della relazione con l'esterno, perché naturalmente ci sono tradizioni, usi e costumi, ma questo limita moltissimo la libertà della donna. Per noi è assolutamente inconcepibile, quindi bisogna agire anche su questo. Ma come giustamente ha detto, appunto, agendo e dialogando anche con quelli che sono i rappresentanti di queste comunità, si può arrivare sicuramente a forme di integrazione vera, anche di arricchimento, perché naturalmente occorre anche far capire che non si vuole imporre nulla, ma si vuole proporre, e in cambio sia comunque un arricchimento, perché la multiculturalità è forma di ricchezza, non è forma
di danneggiamento, quindi anche sempre della mia esperienza, diciamo, di docente ho portato avanti ragazzi che poi sono diventati mediatori culturali, una ragazza proprio bengalese che è diventata che adesso è mediatore culturale, quindi devo dire che le possibilità ci sono di integrazione. Certo è che occorre che questa vada di pari passo con una integrazione vera, che significa anche apertura di tutte le componenti sociali presenti in città, e quindi l'ambito associativo per esempio è una molla straordinaria, perché l'ambito associativo permette l'attivazione di corsi di lingua, di corsi di cucina, insomma è tutto quel mondo che sembra non essere importante, invece è fondamentale per la vita vera. Quindi uno scambio reciproco, ma anche un rispetto reciproco, perché naturalmente la non conoscenza e il non rispetto reciproco delle regole porta poi all'insicurezza, e quindi è un circolo vizioso che poi degenera. Ecco. Parliamo di sport. Nel suo programma è previsto un progetto per sviluppare la vita sportiva del territorio in terraferma, e qui parlo a tutti i livelli di età, dai bambini ai giovani, anche alle persone anziane, alle donne e così via. Lei eventualmente favorirebbe l'apertura di nuovi impianti sportivi, di realtà sportive diverse, e per evitare che magari ci siano anche delle condizioni di monopolio, per esempio. Perché Mestre è stata famosissima, lo dicevamo anche l'altra sera, ha avuto delle grandi occasioni sportive, è rinomata per i suoi campioni di scherma, anche di nuoto, c'è stata la Coppa Davis e così via, però adesso anche questo è un settore che, per carità, l'amministrazione attuale ha fatto sicuramente dei passi avanti. Lei cosa riterrebbe di voler fare? Allora, innanzitutto lo sport, sappiamo, è una molla che aiuta in tutti gli ambiti, in tutti i settori per crescere. Noi abbiamo fatto anche come gruppi di lavoro delle ricerche anche sugli ambiti degli spazi pubblici che potrebbero essere funzionali e ce ne sono. Quindi la volontà dell'amministrazione può passare anche attraverso la scelta di attivare e di rendere attivi anche sport magari non frequentati così come sono la pallacanestro o il calcio, ma anche sport meno noti. Questo naturalmente, a proposito di multiculturalità, porterebbe per esempio anche ad apertura verso realtà sportive diverse e anche realtà di arricchimento, oltre che alle classiche realtà che potrebbero anche portare alla vita diretta della città, e quindi la bicicletta, e quindi tutte quelle attività che, come le attività di podismo o di Nordic walking, potrebbero far vivere anche quelle aree bellissime e verdi, appunto, che abbiamo a disposizione. Ecco, a proposito di sport, è una domanda diretta. Lei è favorevole a questo exploit dei monopattini? Allora, di recente sono stato a Roma, e a Roma devo dire che la situazione è forse peggiore rispetto a quella che abbiamo qua, nel senso che là trovi monopattini dappertutto. Secondo lei è stato come una panacea di tutti i mali? Diciamo che rappresenta da un lato un'ipotesi interessante, dall'altro anche un pericolo non da poco, quindi insomma occorre anche in ogni caso, in qualsiasi caso, quando si fa un'operazione di questo tipo, occorre anche un'educazione prima, cioè non si può lanciare una cosa così senza aver prima creato le condizioni perché non faccia danni. Quindi sono scelte un po' avventate che vanno regolamentate. Certo. Abbiamo parlato dell'amministrazione uscente, lei ha espresso le sue opinioni, le considerazioni sull'attuale sindaco. E questa è una domanda che ho fatto anche alla signora Wiesmann. Tutto quello che è stato fatto durante gli scorsi 5 anni è contrario, diciamo, alle sue idee o quello che avrebbe fatto lei, oppure c'è qualche cosa che lei ha approvato, qualche decisione, qualche iniziativa in cui lei si è trovato d'accordo, diciamo, con questa amministrazione? Allora, questa è una domanda molto difficile. Ogni tanto bisogna che gliene facciamo di difficili. No, è veramente complesso rispondere a questo, non riesco a trovare molte cose che
che possano essere state positive. Ecco, io ricordo purtroppo molte privazioni che la città ha subito dal punto di vista, diciamo, della vita democratica, dal punto di vista della... cioè, non riesco a trovare francamente nella pagella, purtroppo non riesco a trovare sufficienze in nessuna materia. Okay. Allora Mestre, noi siamo molto campanilisti, quindi per noi le tradizioni storiche sono molto importanti. E lei ha in serbo qualche progetto circa le feste, il rilancio delle tradizioni storiche della terraferma, come per esempio la festa di San Michele, patrono della città, San Martino in strada, la presa di Forte Marghera del 22 marzo del 48, la sortita, la battaglia al Ponte della Campana. Noi abbiamo avuto Mestre, che dobbiamo ricordarci, che è decorata con medaglia d'oro, quale città benemerita del Risorgimento nazionale. Quindi tutto questo fa parte dell'identità di Mestre, che ci è stata un po' tolta in tutti questi decenni, e quindi sempre meno. Dicevamo l'altra sera che Mestre non c'è neanche citata su Google, che se uno arriva qui vede Venezia Mestre, il gonfalone della città. Addirittura ho sentito l'ultima volta che non è neanche stato portato in piazza, ma è stato portato solamente quello di Venezia. C'è Città di Venezia, le città di Venezia, cioè Mestre è veramente sta per essere dimenticata, diciamo, nella parte, diciamo, istituzionale. Lei deve darci una speranza come possibile sindaco da questo punto di vista. Ma io credo che un piccolo esempio si possa avere proprio all'ingresso dell'M9. Quando siete all'M9 c'è una piccola bacheca con dei cocci di terracotta cinquecenteschi, graffiti veneziani. Ecco, io credo che la storia di Mestre vada valorizzata proprio anche attraverso il potenziamento di questo tipo di possibilità che la gente abbia di conoscere la storia, e quindi le mura devono essere riportate ben visibili, la storia deve essere letta anche attraverso questi manufatti che sono preziosi, il castrum che sembra esserci stato proprio l'ex Umberto I, cioè occorre che si sappia che c'era. Questi reperti che si trovano, anche quelli appunto che dicevo dell'M9, ma anche quelli che si recuperano in tutta la città, sono beni preziosi che potrebbero essere valorizzati. E in questo senso, per esempio, anche si parla molto, no, di lavoro di Marghera, della rivisitazione di Marghera, eccetera. Recentemente, appunto, in questo piccolo giro che ho fatto a Roma, c'è questo museo bellissimo che è il museo di Montemartini, che non è mio, si chiama così, sì. Ed era una centrale elettrica grandissima, ora in disuso, che è stata restaurata completamente e che ospita un museo archeologico bellissimo. E quindi la funzione dell'archeologia industriale che diventa che ospita l'archeologia vera potrebbe essere per Mestre, per esempio, un'occasione straordinaria per mostrare come l'archeologia di ieri e l'archeologia vera, antica, sono due realtà presenti in questo territorio e importanti. Quindi dal punto di vista proprio delle commemorazioni di queste date che le ho detto, ma magari ce ne sono anche delle altre, che cosa vorrebbe fare? Vorrebbe ripristinare queste cose che si sono un po' perse? Allora, ci sono molte attività anche e di vari gruppi, anche storici, che recuperano anche nei costumi e nelle tradizioni, anche con sfilate o altro, queste realtà e questi mondi e questi momenti storici. Devo dire che in questo caso, secondo me, un buon sindaco dovrebbe chiedere alla città. Cioè, se la città chiede memoria, credo che debba darla. Quindi se c'è questa necessità di recuperare storia attraverso un recupero anche coreografico, benissimo, perché significa che le radici ci sono e le radici devono essere coltivate. Alcuni nostri ascoltatori ci hanno chiesto di chiederle cosa ne penserebbe della prosecuzione, diciamo, della linea del tram fino all'ospedale.
perché andare in ospedale, soprattutto per persone che non hanno i mezzi, magari anche le persone anziane con le badanti o magari le signore in attesa di bambini o comunque persone diciamo anche che hanno qualche acciacco, non è proprio facilissimo da qui, ci sono dei mezzi, c'è da circolare eccetera. Allora chiedono, siccome è stata ipotizzata anche questa, secondo lei se sarebbe, tanto se è d'accordo e poi se sarebbe fattibile questo progetto. Allora, sicuramente è una soluzione, anche perché raggiungere l'ospedale non è semplice, la realtà dell'ospedale è una realtà che potrebbe essere appunto risolta anche attraverso i trasporti con questa soluzione del tram, e quindi sicuramente è un'idea percorsa. La prenderebbe in considerazione. Okay. Un problema molto grande che noi abbiamo a Mestre, e l'avrà saputo chiaramente anche lei, riguarda la droga, lo spaccio, il consumo naturalmente e il degrado che questo comporta. Allora a luglio del 2018 a Mestre c'è stata questa grande retata, il Maxi Blitz antidroga, che ha avuto anche risalto nazionale, ha avuto dei risultati sicuramente molto importanti, però i residenti delle zone appunto di via Piave e limitrofi comunque continuano a lamentarsi perché sembra che sia tornato quasi tutto come prima. Quindi oltretutto c'è l'avvicinamento, quindi da via Piave si è passati poi a via Cappuccina, adesso in Corso del Popolo, quindi si sta allargando a macchia d'olio questo grosso fenomeno. In più avrà letto anche lei sulle cronache che, tornando anche ai ragazzi, quindi anche al discorso sia dell'integrazione che anche dei ragazzi diciamo italiani, c'è il fenomeno delle baby gang. Anche nella corte, non nella corte, nella piazzetta antistante l'M9 ci sono risse molto spesso, purtroppo è stato anche minacciato il libraio del posto, e quindi la repressione per lei è un aspetto fondamentale o lo vede insieme ad altri dispositivi, diciamo così, per frenare sia la parte che riguarda appunto la delinquenza dovuta allo spaccio di droga, che anche però alla crescita di queste baby gang o comunque della delinquenza normale? Certo, è un problema grossissimo, è un problema non solo veneziano, è un problema nazionale non solo. Certo che qui dimostra ancora una volta come, appunto, come anche prima dicevo, la militarizzazione e armare i vigili urbani e allargarne il numero non è questa la soluzione, o comunque non ha dato certo i frutti che il sindaco sperava. È evidente che l'unica soluzione è quella della presenza dei cittadini che possano essere con la loro presenza i deterrenti migliori e maggiori per questa tipo di realtà. Il fatto che le realtà dello spaccio siano per esempio quelle in prossimità della stazione, in prossimità, nella zona di via Piave per esempio, non significa che gli abitanti di via Piave siano tutti spacciatori, significa che ci sono alcuni delinquenti che vanno colpiti, che vanno individuati, che la polizia deve individuare, eccetera, eccetera, ma questo non significa che la popolazione sia da parificare tutto questo. Quindi la zona di via Piave, per esempio, se noi riuscissimo anche per quel che riguarda il traffico, riuscissimo a limitarne la velocità, a portare a 30 all'ora, no? Adesso si parla o si propone questo porterebbe per esempio a vivere la stessa via Piave in maniera lenta e quindi anche con attività che potrebbero essere attivate sul territorio, sugli spazi verdi che ci sono, continuative, giornaliere, che porterebbero a evitare e a non far sì che questi delinquenti possano infiltrarsi in città e portare quello che portano. Certo. Beh, diciamo che è passata un'oretta. Io intanto le chiedo, i primi 6 mesi di sua amministrazione,
che cosa farebbe in questi 6 mesi per Mestre? Quali sarebbero i primi obiettivi, diciamo, che lei si porrebbe per Mestre? Allora, innanzitutto, l'abbiamo detto anche prima, questo della partecipazione, cioè l'idea che la città può essere ben amministrata solo se si ascoltano i cittadini, e quindi la democrazia partecipata è qualcosa che può portare e porta sicuramente buoni risultati, e quindi le attività del governo della città devono essere attività che vengono concertate con la popolazione. Poi naturalmente un tema che non abbiamo toccato è il tema relativo alla residenza, perché anche a Mestre la residenza è un problema. Certo. Ed è un problema legato, come Venezia, insomma è un problema legato anche al turismo, e quindi 3.000 mi sembra che siano più o meno le attività di bed and breakfast in città, significa anche che c'è la possibilità di intervenire e di agevolare le realtà di abitazioni che possono essere date ai residenti, oltre che attivare tutte quelle realtà pubbliche di residenza pubblica che è sfitta o è libera o si può assegnare, che finora non è stata assegnata. Quindi queste sono diciamo le due anime e le due vie da seguire. E la terza mi viene da dire che sia ancora quella del blocco dei cambi di estensione d'uso, e quindi insomma quello che non si è potuto fare per l'ex Umberto I si faccia per le altre realtà. Un argomento molto importante, che lo tengo per ultimo, però ne avrei tante altre di domande, però insomma ci siamo già allargati abbastanza, è quello della cultura. La cultura che qui a Mestre non assume una forma organica spalmata sui 12 mesi, ci sono delle cose, c'è la stagione molto importante, tra l'altro, che è sempre sold out del Toniolo, ci sono altre iniziative che vengono istituite da associazioni, da enti privati e così via, ci sono poi le associazioni come Mestre Mia, che si dà sempre molto da fare, c'è il Circolo Veneto, c'è Mestre Domani, però diciamo che il contributo, e anche qui il fatto della delega, diciamo, alla cultura, sembra che riguardi solamente Venezia, perché Venezia è tutto, diciamo così, e Mestre è sempre trattata in modo residuale. Questa è una cosa su cui qualsiasi candidato sindaco dovrà rispondere a Mestre e alla terraferma, perché noi abbiamo bisogno, questa parte di città ha bisogno di una produzione culturale che vada dalla musica al disegno, alla pittura, a cose sperimentali per esempio, che sono molto importanti, e quindi ci illustri quello che lei vorrebbe fare. Allora, se si chiede oggi ai ragazzi di Mestre di cosa hanno bisogno, loro ti rispondono che hanno bisogno di spazi dove fare musica, di spazi dove fare teatro, di spazi dove trovarsi, dove parlare, dove dialogare. E questo dello spazio e degli spazi è stato un problema determinato dal fatto che gli spazi sono stati proprio privati alla città, sono stati depauperati, sono stati portati via, e quindi l'attivazione degli spazi culturali è sicuramente una modalità per riportare quella qualità della vita di cui si parlava. E se questa è una richiesta dei ragazzi, però è una richiesta che è necessariamente anche delle persone anziane e anche dei bambini. E quindi noi abbiamo mappato appunto anche questi spazi culturali utili e possibili in città, ce ne sono tanti, e abbiamo parlato anche di forum, cioè abbiamo parlato di sociocultura più che non di cultura, no? Cioè la cultura del territorio, ma anche la cultura che fa bene a tutti, e quindi la cultura è diciamo la possibilità di poter vivere meglio, è la medicina del domani per questa città. Bene. Allora, io direi che potremmo finire qui, però l'ultima cosa che noi chiediamo a tutti è che lei si rivolga ai cittadini e chieda il loro voto, perché Mestre, i mestrini, le persone residenti in terraferma dovrebbero votare lei come candidato sindaco. Allora, domanda difficile, però insomma si risponde, ed la risposta sostanzialmente è questa: come diciamo la tenacia e la volontà di cambiare le cose risiede nella volontà di raggiungerle,
Ecco, quello che mi sento di dire è che il gruppo, le liste, perché sono due le liste che appoggiano la candidatura, che è Tutta la città insieme e Mestre Venezia, solidarietà, ecologia e solidarietà. Ecco, io credo che queste anime, che sono l'anima ambientalista ma anche l'anima solidale, sono le due anime che possano radicalmente cambiare la storia di questa città e possano migliorare la qualità della vita di tutti noi. Quindi in questo senso sono certo, insomma, che il voto andrà a questa realtà che raggruppa poi tutto il mondo dell'associazionismo, dei movimenti, insomma delle realtà che si sono sempre attivate sul territorio e che quindi sono realtà positive che faranno del bene alla città. Bene. Noi la ringraziamo perché ha risposto tutto, anche alle nostre insistenze, diciamo così, e soprattutto alle domande che ci hanno posto i nostri ascoltatori. E quindi la ringraziamo molto, le auguriamo in bocca al lupo naturalmente, perché è una cosa che noi facciamo con tutti. Io vorrei fare qualche ringraziamento finale, quindi a Andrea Sperandio come presidente di Mestre Mia, a Francesco Brunello, alla nostra simpaticissima fotografa e ai fratelli Trevisani che ci ospitano e che sono sempre qui. Ieri non ci siamo stati, hanno sentito la nostra mancanza, quindi comunque ci avranno ancora per parecchi giorni. E vi do l'appuntamento, e spero di non sbagliare come ho fatto l'altro giorno, domani 5 settembre ci saranno 2 appuntamenti. E questa volta sarà Andrea Sperandio a dialogare con 2 candidati sindaco alle 10:30 domani mattina con Marco Gasparinetti della lista Terra e Acqua 2020 e poi nel pomeriggio alle 18:30 con Stefano Zecchi che si presenta con il Partito dei Veneti. Noi ci rivediamo invece per quanto riguarda il mio dialogo con i candidati sindaco domenica mattina, perché alle 10:30 aspettiamo il candidato sindaco Pierpaolo Baretta. Vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo appunto che potete scrivere le vostre domande direttamente al nostro indirizzo mail e poi da domani potrete vedere il video completo comunque su YouTube. Grazie e buonanotte.